Come è possibile contrastare le specie aliene invasive? Anche in Friuli Venezia Giulia sono presenti numerose specie aliene invasive, animali e piante importate da altri continenti accidentalmente o in maniera deliberata, che stanno minacciando l'equilibrio degli ecosistemi, causando danni alla biodiversità, alla salute umana e alle attività produttive. Queste specie devono essere contrastate con azioni sinergiche sia a livello globale che locale. Il Servizio Biodiversità della Regione Friuli Venezia Giulia, sulla base della normativa europea e nazionale di settore, ha avviato da diversi anni un programma di contrasto alle specie aliene invasive, culminato nell'elaborazione di una strategia regionale che individua 3 obiettivi prioritari, e cioè 1. Prevenzione. Si basa su controlli per scongiurare l'ingresso di nuove specie, organizzazione di campagne informative sul tema, monitoraggi sul territorio. 2. Eradicazione. Consiste nell'eliminazione di esemplari di specie aliene invasive nelle prime fasi dell'invasione. Un'azione tempestiva su singoli individui o piccole popolazioni può preservare specie ed ecosistemi autoctoni con maggiore efficacia e minor spesa possibile. 3. Gestione. Viene attuata laddove non è più possibile l'eradicazione perché le popolazioni di IAS sono consistenti. Pertanto, le specie aliene invasive vengono eradicate nei contesti di particolare pregio naturalistico, mentre si punta al contenimento nel territorio restante. Anche tu puoi contribuire al contrasto alle specie aliene invasive. Come? Tutti i portatori di interesse possono adottare i codici di condotta volontari, che affiancando i divieti introdotti dalle norme comunitarie e nazionali, promuovono le buone pratiche volontarie e incoraggiano il coinvolgimento delle associazioni di categoria italiane sul tema del contrasto alle specie aliene invasive. Impara a riconoscere le specie aliene invasive e segnala la loro presenza sul territorio, contribuendo così al monitoraggio e al contenimento della loro eventuale espansione. Nel tuo giardino utilizza piante autoctone. Non acquistare specie aliene come animali da compagnia. Quando viaggi, non portare souvenir. Semi di specie bellissime e innocue in alcuni contesti naturali possono diventare dannosi per il nostro territorio. Ognuno di noi può fare qualcosa. Approfondisci il tema e scopri anche tu come agire.